Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, la frattura alla vertebra T2, i sacchetti in testa e il rebus della morte. La verità si allontana. Trieste, 25 luglio 2025. Il nodo della microfrattura alla vertebra T2, la polemica tra consulenti, il mistero della morte e della scomparsa di Liliana Resinovic si infittisce ancora. A parlare con fermezza oggi è il professor Vittorio Fineschi, medico legale di fama internazionale e consulente della famiglia Resinovic, in particolare del fratello Sergio, il primo a non credere mai alla tesi del suicidio. L'attenzione è puntata su un dettaglio che ha assunto ormai il valore di spartiacque giudiziario, quella lesione sul profilo vertebrale. C'è o non c'è? E soprattutto, da cosa è stata causata? Fineschi non ha dubbi, nessun dubbio. Si tratta di una microfrattura che va cercata con attenzione e che noi confermiamo fosse presente prima dell'autopsia. La Cattaneo l'ha trovata e tutto è lineare, limpido. Un'affermazione che si scontra però con quanto firmato nel marzo 2023 da Claudia Giaconi, medico radiologo di provata esperienza e consulente dello stesso Fineschi, la quale nella rilettura della TAC post-mortem dell'8 gennaio 2022 concludeva che non c'erano alterazioni morfostrutturali ossee riferibili a lesioni traumatiche recenti nei segmenti scheletrici esaminati. In pratica, nessuna frattura visibile, ma qui si gioca sul filo delle parole e sulla precisione clinica delle virgole. Bisogna leggere bene cosa scrive la dottoressa Giaconi, ribatte oggi Fineschi, perché nel punto centrale si riferisce al torace, con una virgola che cambia tutto. E comunque parliamo di una microfrattura a una vertebra, non del femore rotto in due. E questa frattura emerge con chiarezza nella seconda autopsia condotta da Cristina Cattaneo. Ed è proprio nelle conclusioni della nota antropologa forense che si legge: sebbene non sia possibile isolare la superficie articolare per confermare la presenza della soluzione di continuo, il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. La frase è citata anche nella consulenza medico-legale della difesa, firmata da Raffaele Barisani e Noemi Procopio, in cui tuttavia si sottolinea che per sciogliere definitivamente il dubbio occorrerebbe una terza perizia autonoma e super partes. Peccato che la procura non l'abbia concessa. Barisani, tra l'altro, è stato il primo consulente a scrivere nero su bianco che le lesioni sul cadavere potevano essere compatibili con l'azione di terzi. Una posizione che col tempo sembra aver fatto breccia anche negli ambienti più scettici. Nel frattempo il caso Resinovic continua a dividersi tra due scuole di pensiero, quella del suicidio e quella dell'omicidio. A difendere il marito indagato, Sebastiano Visintin, ci sono Paolo e Alice Bevilacqua, che sostengono da sempre la tesi dell'allontanamento volontario culminato con un gesto estremo. Ipotesi che inizialmente aveva convinto anche i consulenti Costantini de Seccavalli, i primi ad analizzare il corpo. Ma oggi quella pista sembra scricchiolare, nessuna prova concreta è emersa contro Visintin e la consulenza psicologica disposta dalla difesa non è ancora stata depositata. L'unica autopsia psicologica attualmente agli atti è quella della criminologa Gabriella Marano, che assiste il fratello Sergio. E poi c'è il capitolo degli oggetti lasciati in casa, la fede nuziale e i due telefonini. Due elementi che cozzano con l'idea di un suicidio improvviso e fanno pensare invece a un possibile depistaggio. A meno che qualcuno non li abbia riportati a casa dopo la morte, ipotesi che richiama inevitabilmente l'intervento di terzi, ma che richiede, per essere sostenuta, di uscire dal principio di economia del rasoio di Occam, che impone di preferire la spiegazione più semplice. E questa, francamente, semplice non è. Fineschi resta fermo. Liliana non si è suicidata. 40 anni di autopsie, 4.000 casi, mai visto qualcuno uccidersi con 2 sacchetti in testa. E poi sui sacchi non ci sono impronte della vittima, non ci sono tracce di lei, come se quei sacchi li avesse infilati un altro. Lo capisce anche un neofita. Ma in tutto questo caos una certezza c'è. Tutti, ma proprio tutti i consulenti, da qualunque parte siano schierati, concordano su un punto fondamentale. Il cadavere non può essere rimasto 22 giorni nel boschetto del parco dell'ex manicomio di San Giovanni, dove fu ritrovato il 5 gennaio 2022, a mezz'ora a piedi da casa Resinovic. Per la professoressa Cattaneo la morte è avvenuta proprio il 14 dicembre e il corpo non si è mai mosso da lì, con una elevatissima probabilità.
Ma la dottoressa Noemi Procopio, biochimica forense dell'Università del Lancashire e consulente della difesa, ha studiato il microbioma presente sul cadavere e ha concluso che sono possibili solo due scenari. 1. Liliana è morta il 14 dicembre, ma il cadavere è stato congelato da qualcuno e poi posizionato nel bosco in un secondo momento. 2. Oppure la morte è avvenuta al massimo 12 ore prima del ritrovamento, quindi tra il 4 e il 5 gennaio. Entrambe le ipotesi sconfessano la teoria dell'abbandono immediato nel parco, il che solleva nuove, pesantissime domande. Dove è stata Liliana per 22 giorni? Chi l'ha tenuta nascosta? Chi l'ha uccisa, se di omicidio si è trattato, e perché? A completare questo mosaico complesso si aggiunge il ruolo sempre più analizzato di Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana, con cui la donna aveva riallacciato un rapporto profondo nei mesi precedenti alla scomparsa. Sterpin non è indagato, ma le sue dichiarazioni rese alla stampa in interviste in sede ufficiale sono oggi oggetto di valutazione da parte degli inquirenti. Le sue affermazioni, a tratti contraddittorie nei ricordi di orari, nei dettagli sul loro rapporto e su quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti al 14 dicembre, sono sotto la lente d'ingrandimento. Qualora emergessero incongruenze rispetto a quanto dichiarato in sede formale, non si esclude che possano profilarsi le ipotesi di falsa testimonianza o di false dichiarazioni al pubblico ministero. Reati che, pur non collegando direttamente Sterpin a una responsabilità penale per la morte di Liliana, potrebbero rimettere in discussione alcuni punti chiave della narrazione emersa finora. Il caso Resinovic, a quasi 4 anni di distanza, non è chiuso. Tutt'altro. Si sta aprendo un nuovo capitolo giudiziario dove ogni parola detta, ogni dettaglio taciuto, ogni referto letto con o senza virgola potrebbe cambiare tutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.